Questa è una semplice legge che va a mettere un po' di ordine su una legge della caccia. Gio Formaggio oggi punta a fare ordine e lo fa con il progetto di legge approvato in Consiglio regionale che riempie il vuoto normativo della legge 50 del 1993, cambiando le modalità per gli appostamenti temporanei. Grazie alla legge di Andreoli Formaggio in Regione Veneto abbiamo finalmente chiarito cosa può fare o non fare un cacciatore negli appostamenti precari. Nel Vicentino, ricordo, gli appostamenti precari sono circa l'80% di tutti gli appostamenti, quindi una montagna di cacciatori che era soggetta a multe verbali, controlli, perché c'erano delle lacune sulla legge. Quella che viene risolta, insomma, è una lacuna legislativa che avrebbe potuto penalizzare i cacciatori. L'emendamento di Gio Formaggio chiarisce le regole in modo definitivo. Adesso un cacciatore non può più essere multato per piccoli spostamenti di terra, perché taglia gli alberi, perché mette dei rami secchi vicino al capanno. Adesso abbiamo chiarito quello che il cacciatore può fare o non fare presso l'appostamento. E così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ringrazia le associazioni venatorie che hanno segnalato questi problemi, che adesso sono stati finalmente risolti. Basta! Questa legge ha dimostrato che per risolvere i problemi della caccia ci servono leggi chiare, carte e non manifestazioni, bandiere e fischietti che non portano a nulla se non a divisioni.